bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, improvvisamente stamattina ci siamo imbattuti nelle parole di un uomo di chiesa senza complessi, di un cristiano nel senso pieno e autentico, e non lo diciamo noi che non abbiamo nessuna autorità sul tema, lo diciamo riferendoci a quella che era l'essenza del cristianesimo per Joseph Ratzinger, uno dei più grandi teologi a cavallo dei 2 secoli, papa col nome di Benedetto XVI, ovvero il dare scandalo rispetto allo spirito del tempo, rispetto alle mode correnti del mondo, all'abbecedario del luogo comune diffuso, quello in cui, anche qui stiamo sulla mera cronaca, non vogliamo alzare la temperatura della polemica, però è oggettivamente in corso invece in questo, come dire, rincorrere lo spirito del tempo, il vescovo di Modena, quando a proposito dell'attentato, perché noi vogliamo stare nella realtà e nel linguaggio ancorato ad essa, l'attentato andato in scena nella sua città si è premurato di intervenire in termini politico-sociologici, ha ricordato che l'attentatore, sempre per quella stare nella realtà, è cittadino italiano, quindi non ha problemi di permesso di soggiorno, si è riferito al tema generalissimo della solitudine, ha parlato addirittura di Citroen impazzita, no? Come dire, come se il mezzo avesse acquisito una sua autonomia pazzotica, a prescindere dalla volontà del soggetto che lo guidava, che trascolora a dettaglio, e insomma abbiamo invece visto stamattina un'ottica contraria, un'ottica che cerca di sviscerare l'accaduto e il suo senso senza sudditanze al luogo comune. È un'intervista che consiglio a tutti, che c'è sul giornale di oggi, al vescovo benedettino svizzero Marian Eleganti, che dice delle cose molto importanti che vado a leggervi. Non vi è scusate, ci si sta parlando del tentativo di ridurre a cartella clinica, no, questi eventi che abbiamo già visto all'opera in altri casi. Ci si sforza regolarmente di tenere indenne l'Islam in generale e i musulmani in particolare, inquadrando il fatto come un disturbo psichico, ma non si può escludere che entrino in gioco entrambi: fanatismo islamico, disturbo psichico e frustrazioni personali. Qui Eleganti va a stanare l'essenza del network contemporaneo del terrore, che non è più quello strutturato, stratificato, gerarchizzato di Al-Qaeda, del primo ISIS, che era addirittura uno Stato, ma è appunto quello di agire come un network pulviscolare di suggestioni, come un catalizzatore di frustrazioni, rancori, odi personali come quelli che covava evidentemente El Qudri, a cui però il network del terrore fornisce un kit, una valigia degli attrezzi per sfogare questo odio. E poi Eleganti si fa una domanda: perché i cristiani non commettono atti terroristici del genere? A quanto pare la loro religione offre un potenziale di resilienza individuale e di immunità ben maggiore di fronte a tali atti di violenza. Benedetto XVI aveva assolutamente ragione quando diagnosticò che l'Islam ha un problema nel suo rapporto con la violenza. È un fatto evidente. È un coraggiosissimo rimando che Eleganti fa al discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, forse l'ultimo grande momento dell'autocoscienza occidentale, in cui Ratzinger ricordava tra l'altro il detto di Emanuele Paleologo, secondo cui Maometto aveva diffuso la fede per mezzo della spada, che è un'evidenza storica, quindi c'è un rapporto oggettivamente, storicamente intrecciato alla base tra Islam e spada, tra Islam e violenza. Questo ci sta dicendo Monsignore Eleganti. Domanda: lei crede che l'Italia sia immune dalla radicalizzazione islamica?
Nessun paese europeo è immune, ma non si tratta solo di questo. Ritengo che l'Islam sia incompatibile con la nostra concezione della società e dello Stato, plasmata dal cristianesimo. Sì, perché la conformazione attuale della polis occidentale è plasmata anche dal cristianesimo. Il diritto individuale si fonda anche e soprattutto sulla nozione cristiana di persona. La laicità occidentale è stata dichiarata per primo dal fondatore del cristianesimo, quando disse a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Tutto questo evidentemente non è scontato in altre civiltà, in primis in quella islamica. Dopodiché gli fa direttamente la domanda al collega del giornale: per alcuni suoi confratelli, cioè il vescovo di Modena, all'origine di simili tragedie c'è la solitudine. Hanno ragione? Si tratta di dichiarazioni politiche in linea con lo spirito del tempo, nonché di tentativi di immunizzarsi dalla dura realtà che non ci risparmierà e ci darà una lezione non appena l'Islam avrà il controllo e diventerà maggioritario. Allora i cosiddetti miscredenti, ovvero i non musulmani, non se la passeranno bene. Tali dichiarazioni da buoni samaritani, come quelle del vescovo di Modena, vengono fatte per non mettere a repentaglio, almeno a livello semantico, una convivenza pacifica tra le religioni. A mio avviso sono una forma di negazione della realtà. Come diceva il grande filosofo conservatore Roger Scruton, i progressisti, anche i catto-progressisti, spesso soprattutto i catto-progressisti, negano la realtà ogni qualvolta si manifesta il nesso tra Islam e violenza, tra islamismo e violenza, ogni qualvolta si manifesta il nesso tra attentati in città europee, occidentali, italiani e suggestioni del terrore islamico. Per fortuna esistono ancora uomini di chiesa come Monsignor Eleganti. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.